Buon pomeriggio a tutti e a tutti, sono Francesca Nardelli, assenista di ricerca presso il Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari, Aldo Moro. In questa sede ho scelto di illustrare brevemente il lavoro di ricerca che ho svolto nel biennio e che si inserisce nell'ambito del progetto di ricerca Prime Livable. Le tematiche a cui principalmente mi sono dedicata hanno riguardato i temi della sostenibilità, del green jobs e della professionalità, tutti temi che si inseriscono nell'ottavo obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che annovera tra i traguardi da raggiungere anche l'interruzione del rapporto direttamente proporzionale attualmente in essere tra crescita socio-economica e degradazione ambientale. In concreto, la ricerca di cui mi sono occupata, è stata finalizzata a comprendere come il passaggio verso un'economia circolare sta impattando sui profili professionali e sulle competenze dei lavoratori. Perché la green economy non solo sta incidendo sui mercati del lavoro attraverso la istituzione dei cosiddetti green jobs, ma sta richiedendo anche un upskilling e un reskilling delle competenze. Stando agli ultimi dati, infatti, la transizione ecologica richiederà a circa 120 milioni di lavoratori europei entro il 2025 di riqualificarsi. Il punto di partenza della ricerca è stato rappresentato dall'analisi dell'evoluzione del concetto di green skills, perché tradizionalmente si riscontrava un'accezione di competenze green altamente tecnica, specialistica, tipica di una data categoria di lavoratori. Pensiamo agli ingegneri, ai chimici, ai matematici. Il rischio era quello di giungere ad una sorta di polarizzazione tra lavoratori in possesso e lavoratori sforniti di competenze verdi, ma anche avere il rischio di alimentare disuguaglianze di genere in ragione del fatto che la maggior parte di questi settori ancora oggi risulta appannaggio della forza lavoro maschile. In tempi più recenti, tuttavia, si è andato affermando il bisogno di guardare alle competenze verdi non solo come competenze soltanto tecniche, soltanto specialistiche, ma come un connubio di competenze tradizionali, trasversali e di competenze più propriamente tecniche. Conferma ne è che la domanda di competenze green sta riguardando in maniera eterogenea le professioni ad elevata specializzazione, piuttosto che gli addetti ai servizi commerciali e turistici, sino ad arrivare agli artigiani. La ricerca si è poi interrogata sulla capacità dei sindacati, travolti dalla transizione green, di cogliere queste importanti sfide. Come è noto, i sindacati risultano in possesso di strumenti strategici che, se ben utilizzati, possono contribuire all'acquisizione da parte dei lavoratori delle competenze green proprio per affrontare al meglio la grande trasformazione in atto. E per comprendere come le organizzazioni sindacali si stanno muovendo in quest'ambito, sono partita dai dati offerti dalla recente Agenda Europea per le competenze green, che individua una serie di settori in cui si reclamano prioritariamente strategie di riqualificazione delle competenze. Di conseguenza ho analizzato i rispettivi contratti collettivi per comprendere in effetti quale sia l'attenzione rivolta dai sindacati alla tematica. E in realtà i dati che sono emersi non sono di certo incoraggianti, basti pensare che il contratto collettivo del settore automotive e quello del turismo, che sono i primi due settori indicati dall'agenda europea, non contengono alcun riferimento allo sviluppo sostenibile. Ed anche i sistemi di classificazione dei lavoratori ivi compendiati risultano rigidamente mansionari, più ancorati a competenze tecniche piuttosto che a quelle trasversali. Allora, quali potrebbero essere gli strumenti a cui ricorrere per affrontare queste sfide?
Ritengo che una possibile risposta debba guardare necessariamente a tre profili: alla modalità di azione dei sindacati, alla conformazione dei sistemi di inquadramento e classificazione del personale e ai più recenti interventi legislativi. Con riguardo al primo aspetto, è sicuramente auspicabile un'azione improntata ad un'apertura sociale, basata su un costante dialogo non solo verso l'interno, per rendere i lavoratori maggiormente consapevoli del contributo concreto che possono fornire, ma anche verso l'esterno, con le istituzioni, al fine di individuare percorsi formativi idonei. Con riferimento al secondo aspetto, l'orientamento del paradigma aziendale verso lo sviluppo sostenibile non potrà che passare attraverso un rinnovamento dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, che ancora per la maggior parte sembrano indifferenti rispetto alla tematica. Si tratta ovviamente di una riforma strutturale di non poco conto, che richiede senza dubbio tempo e ponderazione. Nell'attesa, tuttavia, potrebbero essere utilizzati gli strumenti già in possesso delle parti sociali. Si pensi alle commissioni istituite per monitorare le evoluzioni dei profili professionali ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di inquadramento, o ancora potrebbero prevedersi degli incentivi economici e dei meccanismi premiali. Basti pensare ad esempio che a partire dal 2001 la Renner Italia, ma anche la Luxottica, Almaviva, hanno deciso di erogare in busta paga i ricavi dei risparmi energetici ottenuti a seguito del conseguimento di obiettivi green da parte dei lavoratori. Ma un sostegno più strutturale in questo senso, passando al terzo aspetto, potrebbe essere offerto dal Fondo Nuove Competenze, un fondo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che prevede proprio nelle ultime sue edizioni tre percorsi formativi in tema di Green Transition. Che dire, i primi risultati certamente non confortano, ma a ben guardare qualcosa sta iniziando a muoversi. Mi riferisco al documento congiunto recentemente siglato da CGIL, CISL e UIL, con cui le parti sociali hanno palesato la necessità di intraprendere percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze abilitanti per gestire l'innovazione indotta dalla transizione verde. Occorrerà quindi attendere i prossimi rinnovi contrattuali per verificare se tale necessità sia stata in effetti condivisa. Grazie e buona serata.